Si stanno montando i palchi delle autorità qui per il fine settimana alpino di Belluno. Ultimo atto pratico di un programma che ci viene illustrato dal presidente della sezione Lino De Pra. Oggi siamo abbastanza a buon punto e quindi diciamo che con questo atto conclusivo poi formalmente siamo a posto. Ricordiamo un po' il percorso. Partiamo dal quartiere di Cavarzano, da via Giovanni Paolo I in particolare, piazzale Fani dove verrà fatta la resa degli onori alle massime autorità, il Labbro Nazionale, poi dopodiché scenderemo, imboccheremo il Ponte degli Alpini al quale noi ci teniamo in modo particolare e poi faremo viale Fantuzzi, via Segato e poi entreremo in piazza dei Martiri. Passeremo davanti alle tribune, il cerimoniale è stato organizzato in maniera tale che tutti quanti abbiano la giusta visibilità e poi scenderemo verso via Simon da Cusighe per lo scioglimento. Sappiamo già che ci sono numerosi pullman che arrivano, siamo sull'ordine oltre un centinaio di pullman con tutti i parcheggi adeguati. Trovate tutto comunque sul sito della sezione. Chi invece viene solo per vedersi la sfilata dalle transenne, come si deve muovere? Potete utilizzare quelli che sono i parcheggi anche all'esterno della città che saranno serviti dalle 7:30 del mattino dai bus navetta gratuiti che porteranno le persone verso il centro e poi a fine manifestazione li riporteranno fuori. Quanta gente vi aspettate? Ma noi ci aspetteremo quegli 7-8 mila alpini che verranno a sfilare, perché questi sono i numeri che in effetti arriveranno a Belluno. Quindi contiamo che ogni alpino possa avere anche un parente, quindi pensiamo sui 15.000. Si comincia domani pomeriggio con l'apertura del Museo del Settimo a Sedico a Villa Pat, al quale noi teniamo in modo particolare perché ci saranno i nostri alpini del Settimo che faranno l'apertura e che daranno le dovute spiegazioni. Alle 17 qui al Parco Città di Bologna in centro a Belluno ci sarà l'apertura e il taglio del nastro della cittadella della protezione civile e in più dei campi scuola dei nostri ragazzi che interverranno numerosi per la presentazione di quello che stanno facendo all'interno dei campi scuola. Poi la sera ci sarà così una testimonianza, chiamiamola pure spettacolo, per quanto riguarda quello che è il momento di solidarietà degli alpini, della loro storia e anche poi della generosità con la quale si sono messi a servizio delle comunità per le emergenze e per tutti i bisogni delle comunità. Questi dunque gli eventi di venerdì, poi sabato il Neve Galla Santa Messa, in piazza Martiri l'alzabandiera ufficiale e poi domenica mattina dalle 7:30 lo sfilamento, il gran finale. Tutti eventi che continueremo a raccontarvi in diretta qui da Belluno.